Controllo del territorio, arrestati i catanesi in trasferta per furto di uve, riflettori puntati alla Movida Agrigentina. Fango e detriti, sassi e rami spezzati dopo il maltempo, Viale dei Giardini è impraticabile. Trattativa Stato-mafia, la deposizione dell'ex procuratore di Palermo Caselli, tentato omicidio a Canicattì, i giudici vogliono sentire il fratello della vittima. In occasione del derby contro il Pro Favara indetta la giornata biancazzurra, studenti minorenni gratis in Curva Sud. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Proseguono serrati i controlli dei carabinieri nelle campagne agrigentine e su strada, i particolari nel servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Sempre intensa l'attività dei carabinieri di Agrigento sotto il comando del comandante Giovanni Pellegrino sia in città che in provincia. Ad Agrigento nel corso del lungo ponte a cavallo delle festività dei Santi hanno effettuato dei controlli a tappeto nel pieno centro cittadino. Decine le pattuglie che si sono avvicendate per perlustrare soprattutto nelle ore solari e notturne la via Tenea, la via Pirandello e le viuzze circostanti. L'operazione è una prima importante risposta alle tante richieste di attenzione fatte da alcuni residenti ed esercitare un maggiore controllo nei confronti dei numerosi giovani che sono solitamente intrattenersi nei loro pressi. L'attenzione dei militari della compagnia di Agrigento si è principalmente concentrata sulle modalità di svolgimento delle serate nei due principali locali del centro città. I carabinieri si sono appostati nei pressi e hanno constatato che un gruppo musicale stava suonando, intrattenendo un volto gruppo di giovani e andando a approfondire l'analisi della documentazione in possesso dei gestori hanno accertato che le due attività erano prive delle necessarie autorizzazioni. Per questo motivo, dopo la mezzanotte, i militari hanno intimato di interrompere l'attività di intrattenimento dopo un'adeguata segnalazione alle autorità competenti. Nel frattempo decine di carabinieri a bordo di gazzelle hanno controllato un centinaio di giovani, sia a bordo di veicoli mentre si avvicinavano al centro, sia a piedi che tra le strade. I risultati non si sono fatti attendere. 2 casi militari hanno scovato nelle tasche di alcuni giovani piccoli quantitativi di hashish, verosimilmente per uso personale, per i quali è scattata subito la segnalazione alla prefettura. In un altro caso un posto di blocco è incappato un 32enne di Agrigento, trovatasi alla guida della sua auto privo di patente perché già in passato revocata. Il veicolo è stato immediatamente sequestrato. Un 28enne di Porto Empedocle in trasferta nella città dei Templi è stato colto a seguito di una perquisizione in possesso di un pericoloso coltello a sellamanico di oltre 20 cm, subito sequestrato, sapientemente nascosto tra i sedili della sua autovettura. In entrambi i casi è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica. Intanto nelle campagne di Castrofilippo sono stati arrestati 2 ladri d'uva. Ieri pomeriggio a pagarne le spese sono stati 2 catanesi già noti alle forze dell'ordine, sorpresi a rubare uva già raccolta dai proprietari e bloccati dopo una violenta colluttazione. Sulle tracce dei restanti 3 componenti della banda, riusciti per ora a fuggire. Ci sono i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, i fatti risalgono alle 3 del pomeriggio. Una pattuglia della stazione dei carabinieri di Castrofilippo, mentre perlustrava come di consueto uno degli innumerevoli vigneti della zona, interessati all'attività di raccolta del prezioso frutto, a un certo punto il comportamento circospetto di alcuni agricoltori li ha insospettiti. Alla vista dei militari non si sono avvicinati come si è soliti fare quelli del posto, bensì hanno iniziato ad agitarsi. In un attimo i carabinieri hanno così chiamato rinfolzi, sono saltati giù dall'auto. In 2 contro 5 ne è nata una violenta colluttazione, a seguito della quale in 3 sono riusciti per ora a fuggire, ma i carabinieri ne hanno bloccati a terra 2 e li hanno ammanettati. Per 2 catanesi già noti alle forze dell'ordine l'accusa è di furto pluriaggravato commesso in concorso. I carabinieri hanno anche sequestrato le auto usate da malviventi in trasferta e hanno recuperato oltre 3 quintali di uva rubata che hanno subito riconsegnato ai legittimi proprietari. Emergono altri particolari dall'inchiesta antimafia cosiddetta Passepartout che ha provocato l'arresto di Antonello Nicosia. Strumentalizzando il suo incarico di assistente parlamentare della deputata Giusy Occhionero, Nicosia sarebbe entrato più volte in carcere portando all'esterno dei messaggi e il 20 febbraio dello scorso anno, quando viene intercettata una conversazione fra Nicosia e il presunto capomafia Accursio Di Mino. I dettagli nel servizio.
sempre pronto a richiamare i suoi uomini raccomandandosi di non parlare mai al telefono perché le loro conversazioni avrebbero potuto essere intercettate e di non parlare allorquando li incaricava di riscuotere il pizzo o denaro a qualsiasi titolo da terze persone, anche solo per ragioni personali. È quanto hanno ricostruito i magistrati della direzione distrettuale antimafia di Palermo che hanno coordinato l'inchiesta di mafia Passepartout. Uniche occasioni in cui Di Mino ha affrontato questioni mafiose, sebbene sempre in modo criptico attraverso il tipico linguaggio allusivo, sono quelle in cui si è trovato a bordo dell'autovettura di Antonino Nicosia. Tale ragione risiede nel fatto che Nicosia ha sempre utilizzato per i propri spostamenti autovetture diverse, noleggiate e cambiate periodicamente, più o meno ogni 40 giorni. Prosegue la ricostruzione della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Antonello Nicosia, nel corso di un dialogo con Accursio Di Mino, intercettato il 30 giugno del 2018, rivelava di essere ricorso a tale stratagemma per evitare l'installazione di microspie, dimostrando di conoscere molto bene modalità e tempi di attivazione delle intercettazioni. Nicosia: io ogni mese mi cambio la macchina apposta, chissà mi mettessero in testa di mettere cose, a momenti gliela vado a lasciare, ci vogliono 45 giorni per l'autorizzazione e io gliela vado a lasciare prima, già ne ho un'altra ordinata, no, impazziscono. Possono solo impazzire, monta e smonta, che minchia mi interessa. Ecco dunque perché, stando alle ricostruzioni dei magistrati della DDA, tutti i dialoghi captati all'interno delle autovetture in uso ad Antonino Nicosia sono stati intrattenuti sia da Di Mino sia dagli altri indagati nella ragionevole certezza di non essere ascoltati. L'inchiesta Passepartout è stata coordinata dal procuratore della DDA Francesco Lovoi, dall'aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì. Fango e detriti con il carico di sassi e rami spezzati sono in tutte le zone del viale dei Giardini di San Leone e al villaggio Mosè. Il consigliere comunale di Agrigento Giorgia Iacolino sollecita l'amministrazione comunale ad intervenire al rimedio dei danni provocati dalle recenti ondate di maltempo. Vediamo. Sin dallo scorso 24 ottobre, giornata in cui il comune di Agrigento dichiarò lo stato di allerta e una forte pioggia si è abbattuta in città, nella via dei Giardini a San Leone, arteria molto trafficata, si è formato un cumulo di terra e fango dovuto alla fuoriuscita di detriti che a causa della forte pioggia si riversano sulla strada. Nonostante siano passati 13 giorni, nessuno ancora è provveduto a pulire il fondo stradale, cosa che è stata fatta invece in altre zone limitrofe, come ci hanno dichiarato i residenti. Ciò ha provocato disagi e pedoni che vi transitano e difficoltà alle auto che vi passano sopra. Lo scolo delle acque e del fango arriva dalla vicina campagna, si riversa sulla strada e si ferma lì. Nella zona c'è un vallone, ma è pieno di erbacce e rifiuti che da tempo non viene più ripulito e, come si vede dalle immagini, non si riesce a drenare quando arriva con la pioggia battente. Si auspica che chi di competenza si interessi a far pulire la zona, sia per la parte pubblica che privata. E accettarlo per le forze dell'ordine non è difficile. Giriamo il presente servizio alle autorità comunali competenti, protezione civile compresa, per accertare di chi sono le responsabilità, pulire la strada dove ancora sono presenti i cumuli di fango e di terra, svuotare il vallone dove scorrono le acque per permettere alle prossime piogge di scendere a valle senza provocare danni a cose e a persone. Biglietti aerei a peso d'oro, mentre migliaia di famiglie già contano i giorni in vista del rientro dei familiari. Vediamo. Numerosi pendolari, studenti e lavoratori in vista delle vacanze di Natale hanno trovato già una bella sorpresa in serbo sotto l'albero. Biglietti aerei per tornare a casa costosissimi. Il caro biglietti aerei in Sicilia diventa un problema, anche se è una vecchia storia datata nel tempo. Basta dare una rapida occhiata alle bacheche sui social di tutti i siciliani fuori sede. Almeno una volta c'è un posto contro il ticket troppo caro per tornare nell'isola. Il problema adesso è che qualche compagnia aerea low cost sta abbandonando la Sicilia, l'ultimo caso la Vueling a Palermo. In tutto questo l'aeroporto di Comiso è sempre più in crisi. I voli per Catania arrivano a sfiorare anche i 500 euro in barba ai principi della continuità territoriale. Inutile ricordare le parole dello Statuto della Regione Siciliana che prevede persino che le tariffe vengano concordate alla presenza di un rappresentante del governo siciliano. Ma ormai siamo abituati al fatto che i nostri diritti vengano calpestati senza nemmeno troppo clamore. Si registrano le parole dell'assessore regionale ai trasporti Marco Falcone. È ormai clamorosa emergenza, dice, le tariffe rendono le condizioni di insularità della nostra regione una vera e propria prigione.
poi rimbalza la palla a Roma. Chiediamo, dice, che il governo nazionale intervenga al più presto, recependo il grido d'aiuto dei siciliani. L'assessore regionale al bilancio Gaetano Armao su Facebook chiede l'intervento dell'ENAC a suon di hashtag Proteggiamo la Sicilia. Dunque, buon Natale a voi e famiglia. Brutta disavventura per un trentenne nei boschi dei Sicani. L'uomo è stato aggredito da un grosso cinghiale che lo ha attaccato provocandogli diverse ferite alle gambe. A mettere in fuga l'animale è stato l'intervento del gruppo di persone che era con il trentenne. Sono stati loro poi a riportarlo all'ospedale di Ribera per le cure del caso. L'uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al fine di ridurre le lesioni. I cinghiali sono animali molto diffidenti e timidi, ma possono diventare aggressivi in caso ritengano sia a rischio la propria prole. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. È stata battezzata Flower l'operazione della Polizia di Stato che a Messina ha eseguito numerose misure cautelari, decine di agenti in azione all'alba contro esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a una pericolosissima cellula criminale accusata di estorsioni e lesioni aggravate anche dal metodo mafioso, rapina aggravata e sequestro di persona. C'è il servizio. Decine di operatori della Polizia di Stato sono stati impegnati questa mattina a Messina in una vasta operazione che ha portato all'esecuzione di 10 arresti, 7 le persone finite in carcere, 3 ai domiciliari. Destinatari della misura cautelare, esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti ad una pericolosissima cellula delinquenziale dedita, secondo l'accusa, alla commissione dei reati di estorsione e lesioni aggravate anche dal metodo mafioso, rapina aggravata e sequestro di persona. L'operazione della Polizia di Stato costituisce l'epilogo delle più recenti indagini condotte dal personale della squadra mobile di Messina e coordinate dalla locale direzione distrettuale antimafia su una terribile compagine delinquenziale dedita, come detto, alla commissione di vari reati e che disponeva anche di armi e che operava in diverse zone della città peloritana. All'esito della complessa attività investigativa sono stati individuati gli attuali assetti di una frangia criminale cittadina che, nell'ambito della gestione dei servizi di sicurezza presso diversi locali di ritrovo in cui si concentrava la movida messinese, era riuscita a imporre ai responsabili della sicurezza e ai titolari di vari pubblici esercizi la corresponsione di somme di denaro per l'assunzione di personale addetto alla vigilanza, tentando addirittura in alcuni casi di estromettere la concorrenza e gestire così in totale autonomia il redditizio settore dei presidi di sicurezza presso lidi, discoteche, locali notturni e altro. Ad alcuni componenti del gruppo criminale sono state attribuite anche 2 cruente rapine. Le investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, sono state sviluppate attraverso la combinazione di una serrata attività tecnica di intercettazione di comunicazioni telefoniche e ambientali, visioni di immagini tratte da impianti di videosorveglianza, servizi tecnico-dinamici sul territorio e analisi di tabulati di traffico telefonico. Al termine dell'attività investigativa sono state emesse le misure cautelari nei confronti di 10 persone, 7 questa mattina sono finiti nel carcere di Gazzi, 3 invece ai domiciliari. L'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli, deponendo il processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, ha raccontato la mancata perquisizione del covo del boss mafioso Totò Riina subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio del 93. C'è il servizio. A noi Procura di Palermo interessava sicuramente sentire Vito Ciancimino su argomenti come gli appalti e le connessioni mafia politica. Eravamo ingolositi da questo tipo di argomenti. La presenza degli ufficiali del Rosa, gli interrogatori era dovuta a una sua richiesta, ma Ciancimino era un viscido sfuggente ed arrogante. Il suo problema era sputare su Giovanni Falcone, lo ha detto l'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli, deponendo al processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Caselli precisa ulteriormente, rispondendo alle domande del presidente Angelo Pellino e dell'avvocato Basilio Miglio, difensore di Mario Mori, i momenti del suo arrivo a Palermo coincisi con l'arresto del capo dei capi Salvatore Riina. Il mio compito, ha spiegato, era anche quello di compattare un ufficio dilaniato anche dalle polemiche, la mancata perquisizione, ma
Prima ancora la mancata sorveglianza del covo del boss mafioso Urina subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993 è una brutta pagina, a dirlo proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra Stato e mafia e l'ex procuratore capo di Palermo Caselli. Il magistrato si era insediato a capo della procura proprio il giorno in cui venne arrestato il boss corleonese, quindi l'eroe nazionale per la lotta al terrorismo, giudice Giancarlo Caselli, aveva sudditanza psicologica verso il capitano Ultimo. E questa la vera brutta pagina che emerge oggi, che aveva la responsabilità e il dovere di eseguire la perquisizione nel covo di Rina, se ne deve assumere la piena responsabilità di fronte a se stesso e di fronte alla storia. Lo afferma il colonnello dei carabinieri Sergio De Caprio, il capitano Ultimo che arrestò Rina, replicando a quanto affermato oggi dall'ex procuratore di Palermo Caselli nella sua deposizione. All'aula bunker era stato sentito Violante, ex presidente della Camera della Commissione Nazionale Antimafia. Mori sostiene di non avermi mai chiesto un colloquio riservato con Vito Ciancimino, ma io lo ricordo con precisione, ha detto Violante, deponendo come testa al processo d'appello sulla medesima trattativa Stato-mafia. Il presidente Angelo Pellino ha rinviato quel processo alla prossima udienza, quella dell'11 novembre prossimo, quando sempre nell'aula bunker è stato citato dalla difesa di Marcello Dell'Utri l'ex premier Silvio Berlusconi, quale testimone assistito. Nel giugno 2017 un pastore 36enne di Canicattì tentò di uccidere l'ex marito della sua nuova compagna. I giudici vogliono sentire il fratello della vittima per comprendere le ragioni della ritrattazione. Vincenzo Curto, infatti, all'udienza precedente aveva negato di essere stato ferito a colpi di pistola da Gianluca Scaccia. Vediamo. Gianni è venuto qua per cercare di ragionare la cosa. Dietro un'intercettazione nei confronti di un familiare della vittima che fa riferimento a uno zio dell'imputato ci sarebbe, secondo il PM, la spiegazione della clamorosa ritrattazione del 34enne Vincenzo Curto, che all'udienza precedente aveva negato di essere stato ferito a colpi di pistola da Gianluca Scaccia, parlando di colpi di proiettili vaganti e dicendo di non avere ricordi successivi. I giudici della prima sezione penale, presieduta da Gianfranca Claudia Infantino, prima di dare la parola al pubblico ministero Alessandra Russo per la requisitoria e al difensore dell'imputato, l'avvocato Angela Porcello, per la ringa conclusiva, hanno deciso di sentire nuovamente Calogero Curto, uno dei fratelli della vittima, per cercare di mettere meglio a fuoco le presunte pressioni che ci sarebbero state dietro la ritrattazione, ma non solo. Ha ritrattato perché è stato intimidito, la prova arriva dalle intercettazioni, aveva detto il pubblico ministero Paola Vetro, chiedendo al tribunale di dichiarare inutilizzabile il verbale con la dichiarazione di Curto, che peraltro si era sottratto per circa un anno con vari pretesti alla testimonianza del processo. Slitta quindi la requisitoria che si sarebbe dovuta celebrare ieri mattina. L'agguato sarebbe avvenuto il 26 giugno del 2017 nella zona di Borganino a Canicattine, pressi della casa di campagna del pastore 36enne, oggi imputato. Scaccia avrebbe fatto fuoco, sostiene l'accusa, per gelosia e in particolare per vendicare la circostanza che Curto, ex marito della sua nuova compagna, voleva riallacciare una relazione con la donna. 1 milione in fuga e occupazione femminile ai minimi. I drammatici numeri del lavoro in Sicilia secondo il rapporto Svimez. Lello Casesa. La Sicilia è destinata a perdere oltre 1 milione di residenti, con la popolazione che nel 2065 si attesterà a quota 3.914.000 rispetto agli attuali 5.026.989. Uno spopolamento inesorabile con circa 24.000 persone che ogni anno fino ai prossimi 47 anni abbandoneranno l'isola. Lo si legge nel rapporto Svimez presentato in queste ore e pubblicato oggi da tutti gli organi di stampa nazionali. È l'industria ed i lavori pubblici a sostenere la ripresa, male l'agricoltura in caduta che perde in percentuali rispetto agli anni precedenti. Altro dato allarmante è il fatto che sono sempre più siciliani ed in particolare giovani ad abbandonare l'isola per cercare fortuna all'estero. Sono stati oltre 44.000 gli emigranti, con la Sicilia al primo posto nel Mezzogiorno e la seconda regione in Italia tra il 2012 e il 2018. È evidente che rispetto alle tradizionali valigie di cartone dei nostri emigrati sono in aumento considerevole i giovani che scelgono di andarsene in possesso di un'elevata preparazione professionale e culturale e con un'età di laureati che completano gli studi in età avanzata.
Il ministro per il Mezzogiorno, il siciliano Peppe Provenzano, afferma: queste analisi devono spingere ad un impegno maggiore del governo verso il sud. Il rapporto Svimez indica politiche di cambiamento possibile e di rilancio dello sviluppo nell'interesse dell'intero paese, e le analisi confermano che abbiamo messo a fuoco le giuste priorità con un corposo capitolo dedicato al sud, l'accelerazione della spesa dei fondi nazionali di coesione, il sostegno all'industria che innova al rafforzamento della dotazione di servizi nei comuni del sud. Diversa l'analisi del presidente della regione Musumeci. I rapporti dello Svimez evidenziano come quello che ripetiamo da anni è assolutamente giusto. Per tornare a far crescere il sud servono investimenti produttivi, non misure come il reddito di cittadinanza che sta allontanando dal mercato del lavoro anziché richiamare persone in cerca di occupazione. Le persone fuggono da un territorio quando non vedono prospettive. Il sud è uscito dalle priorità del governo centrale. Il mio governo, al contrario, sta facendo l'impossibile ed i risultati si cominciano a vedere, a partire dal PIL che lo scorso anno ha ricominciato a crescere ed anche dalla riduzione del tasso di emigrazione ospedaliera dalla Sicilia. Il governo nazionale destinerà alla Sicilia nel 2020 poco più di 35 milioni, mentre per la proroga del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese per l'intero Mezzogiorno si mettono a disposizione solamente 674 milioni. È necessario ed urgente che il Presidente del Consiglio convochi un tavolo per il Sud, dove tutte le regioni siano chiamate a confrontarsi con il governo nazionale per analizzare la situazione e mettere in campo politiche adeguate alle necessità del Meridione, a partire dalle procedure celeri per velocizzare la spesa pubblica. Se non verrà affrontata con la dovuta serietà, conclude il Presidente della Regione, rischia di travolgere l'intera nazione. Nascono ad Agrigento le nuove sezioni FIPE e Assipan Giovani. La FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l'associazione leader nei settori della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo, nei quali operano più di 300.000 aziende. L'Assipan è l'Associazione Italiana Panificatori di Confcommercio Imprese per l'Italia e rappresenta il punto di riferimento per le aziende del settore della panificazione e dei prodotti affini. Ci sono le interviste. Innanzitutto sento il dovere di ringraziare il mio presidente della provincia di Agrigento, Francesco Piccherella, per questa occasione che mi ha dato di essere presente qui con voi oggi, e il mio carissimo collega Geroniesi per la sua disponibilità da sempre dimostrata. È motivo di orgoglio venire in una realtà così bella come quella che ho riscontrato qui oggi ad Agrigento, fatta di tanti giovani volenterosi e caparbi. Assistere alla costituzione di due gruppi giovani in due federazioni così importanti come quella dell'Associazione Panificatori Assipan e come quella dei pubblici esercizi FIPE è motivo di orgoglio. Farlo in un contesto così difficile come quello del Meridione è sicuramente un valore aggiunto in più. Auguro un buon lavoro ai neoeletti, sarò al loro fianco nella mia veste di vicepresidente nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio e non trascurerò mai di essere motivo di stimolo e di riferimento per ognuno di loro nelle proprie attività. Sicuramente un incarico di grande responsabilità, però insomma sarà un incarico sulla linea della continuità, lavorando a fianco con il presidente della sezione senior Giacomo Zimbardo, e soprattutto sarà diciamo, un incarico votato all'inclusività. Cercheremo di potenziare questa nostra federazione, cercheremo soprattutto di allargare il nostro messaggio a tutti i componenti della nostra categoria. Siamo un gruppo ben combatto. Diciamo che da più di un anno che siamo tutti insieme, abbiamo fatto degli eventi, delle cose che hanno portato un agio positivo anche nel mondo della Confcommercio e molte persone si sono unite a noi. Questa era una grossa battaglia che avevamo noi in mente, sia qui ad Agrigento ma soprattutto a livello nazionale con il presidente Tassone, che voglio dire con grande gioia che oltre a essere il vicepresidente nazionale di Giovani Imprenditori è un mio collega. Questo sicuramente ci darà tanto agio nel lavorare, perché avremo il suo appoggio, la sua esperienza a livello di Consiglio Nazionale di Assipan, e io che consiglierò a questi ragazzi di andare avanti perché devono continuare, come ha detto Pendolino, con la continuità, però devono camminare da soli e chiedere consigli ai più anziani. Io ormai sono un giovane vecchio.
Certo, sicuramente i giovani servono anche perché hanno tanto entusiasmo e diciamo che ci contagiano e ci danno un motivo in più per andare avanti. Siamo molto felici di creare questo gruppo giovane all'interno di FIPE anche perché siamo l'associazione leader nel settore, vantiamo più di 300.000 aziende. Quindi l'augurio che faccio io ai giovani di FIPE è di centrare i loro obiettivi e soprattutto di metterci tanto entusiasmo e tanto amore in questo lavoro perché penso che sia la cosa fondamentale. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Nuove indagini diagnostiche per la valutazione del rischio sismico in alcune scuole di Agrigento e Sciacca. L'ex provincia ha pubblicato un bando di gara di 220.000 euro. Vediamo. Scuole sicure anche dal punto di vista statico. Il libero consorzio provinciale di Agrigento svolgerà su alcuni edifici scolastici di propria competenza ricadenti nella zona sismica 2 la valutazione della sicurezza con indagini diagnostiche e verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico. È stato infatti pubblicato sul sito istituzionale dell'ente il bando di gara per l'avvio di una procedura aperta gestita mediante richiesta d'offerta sul mercato elettronico del valore complessivo di 220.000 euro, oltre IVA e altri oneri per l'esecuzione di queste importanti verifiche previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le indagini riguardano i seguenti edifici scolastici: Brunelleschi e Niccolò Gallo di Agrigento, l'auditorium del Niccolò Gallo di Agrigento, la palestra del Brunelleschi di Agrigento, poi le aule e la palestra dell'Istituto Curzio Miraglia di Sciacca, i laboratori della stessa scuola, la palestra e l'intero complesso dell'Istituto d'Arte Bonachia, sempre di Sciacca, e l'Istituto Alberghiero Molinari di Sciacca. Il termine per la presentazione delle offerte in modalità telematica scadrà alle 12 del prossimo 18 novembre. Il criterio di assegnazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, somma dei punteggi ottenuti da offerta tecnica e offerta economica. Il bando di gara e i relativi allegati sono consultabili sul sito dell'ex provincia alla sezione gare e appalti. Con questo finanziamento, fa sapere il commissario straordinario dell'ente Girolamo Alberto di Pisa, saranno eseguite le indagini diagnostiche e verifiche tecniche per la valutazione del rischio sismico per rendere più sicure le scuole di competenza del libero consorzio agrigentino. Calcio eccellenza. In occasione del derby Acragas Pro Favara è stata indetta la giornata bianco-azzurra, studenti minorenni gratis in curva sud, abbonamenti e ingressi di favore sono di fatto sospesi. Carmelo Lentini. Sarà giornata bianca-azzurra domenica prossima 10 novembre in occasione del derby agrigentino Acragas Pro Favara in programma all'Esseneto alle ore 15. Lo stabilisce la dirigenza acragantina, per cui abbonamenti e ingressi di favore sono di fatto sospesi. Per quanto riguarda i biglietti d'ingresso, non subiranno variazioni, la tribuna coperta costerà 10 euro, la curva sud 5 e il settore ospiti 7. La prevendita è già attiva a partire da questo martedì 5 novembre e sarà possibile acquistare tagliandi nei punti vendita convenzionati, ma c'è un'ulteriore novità. In occasione dell'atteso derby agrigentino con la Pro Favara, la società biancazzurra ha deciso di promuovere l'iniziativa intitolata L'Acragas nelle scuole, che consiste nel favorire l'ingresso gratuito in curva sud degli studenti fino a 17 anni di età, con un accompagnatore che pagherà il biglietto d'ingresso solamente 3 euro, rispetto ai 5 euro stabiliti e previsti per questo settore. Intanto questo pomeriggio riprende la preparazione dopo la positiva trasferta di Alcamo. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria, risultati e classifica, vediamo. Scendendo di categoria, in promozione si registra la brillante vittoria esterna del Casteltermini, che passa a Mazzara con la locale mazzarese con il risultato di 1-4. Una vittoria che fa scalare la classifica generale e lo pone in piena zona playoff. Stessa cosa dicasi per l'Unità Sciacca, che superando in casa l'Ostico ASD Casteldaccia si pone ad un solo punto dai cugini del Casteltermini. Non va bene invece al Camarat, che perde il confronto interno con la capolista Folgore, ed ai cugini del Gattopardo, che escono sconfitti sul campo del Città di Casteldaccia. Scendendo in prima categoria, prima sconfitta stagionale per l'Atletico Favara, che perde il confronto diretto con l'Atletico Gorgonia e a sua volta riconquista la vetta solitaria.
Convincente vittoria esterna del Gemini sul campo di Racalmuto contro la locale Libertas, che grazie ai 3 punti conquistati fa un bel balzo in avanti e raggiunge la seconda posizione, gli stessi cugini dell'Atletico Favara. Infine vince a Sontirreti il Raffadale 5-0 ed entra nella speciale zona playoff. E adesso concludiamo con la terza categoria, che partirà domenica prossima 10 novembre. Sarà formato da 12 squadre questo girone ed avrà una novità. La società Prizzi, provincia di Palermo, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a disputare il campionato di terza categoria proprio in provincia di Agrigento. Parteciperanno al torneo le seguenti squadre, molte sono completamente nuove: l'Atena, Burgio, il Campobello, Cianciana, il Città di Comitini, il Prizzi, il Prosciacca, la Quisquinese Santa Rosalia, il Reale Unione, Santa Elisabetta New Entry, Virtus Favara e Vis Ribera. Il cavallo San Fratellano protagonista alla Fiera di Verona. Vediamo. Questo è un evento che riveste un'importanza, direi, magistrale, perché oltre ad essere un evento sportivo che dà a questi giovani la possibilità di di partecipare ad un evento importante come quello di Fiera Cavalli, che vede la partecipazione di tutto il mondo equestre mondiale, è anche un evento che dà spazio a quelle che sono le tradizioni regionali della Sicilia e di San Fratello, quindi qua si porta avanti una razza che affonda le proprie radici nei millenni della storia. Sento il dovere di ringraziare l'amministrazione regionale e l'amministrazione di San Fratello, perché il sindaco di San Fratello ha avuto molto peso nel tavolo regionale, perché su 15 cavalli che parteciperanno a Fiera Cavalli almeno 10 sono sanfratellani, quindi un evento molto importante che vede questi giovani che direi hanno veramente questa voglia di non andare via da San Fratello e di partecipare a questo evento sportivo, che non sarà il calcio, non sarà il rumorosissimo e seguitissimo calcio, ma è un evento, quello dell'equitazione fatta in montagna, che, come dicevo poc'anzi, riveste un'importanza fondamentale. Sento il dovere di ringraziare quegli sponsor locali che stanno dando una mano. Lo sponsor principale chiaramente è quello della regione, il sindaco è stato capace di avere un finanziamento di 10.000 euro, però vanno anche ringraziate le famiglie Rotelli di Acquedolci con Autorotelli e RD Auto, che ci hanno messo a disposizione dei pulmini, e l'azienda agricola Lupica Piccitto, che sta dando pure una mano per questa partecipazione. Quando partirete e con quale entusiasmo? I ragazzi partiranno giorno 7 e gli amministratori li raggiungeranno giorno 8 e ci esibiremo nel padiglione 10, è il padiglione dell'AIA, quindi è il padiglione dedicato a tutte le razze italiane. Non è un padiglione che vede una gara specifica, ma è un padiglione che mette in risalto quella che è la cultura italiana da Bolzano fino a Canicattì, quindi razze, civiltà, una specie di caleidoscopio di tradizioni, folklore, musica, zootecnia, quindi questi ragazzi sono convinto che si appassioneranno e che porteranno sempre San Fratello, ma non è solo San Fratello, io direi che partecipa San Fratello, ma partecipano tutti i Nebrodi. Che dire, una grande soddisfazione allevare questi splendidi esemplari. Gli allevatori siamo tutti predisposti a allevare questo cavallo, ora con il nuovo bando che ha fatto la Regione Sicilia per le razze autoctone, che dà una mano d'aiuto agli allevatori per allevare questi cavalli in un scenario dei Nebrodi, dei Monti Nebrodi. Che dire, noi alleviamo con passione e speriamo bene che vada tutto bene alla Fiera Cavalli a Verona, perché la Fiera Cavalli è una vetrina. Poi noi alleviamo sempre con passione e che Dio ce la mandi buona.
questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.